siciliano, visionario e straordinario compositore, avanguardista musicale, ne ha combinata un'altra. Il musicista nato e cresciuto a Napoli, dopo essere stato nominato Sir dalla regina Elisabetta qualche anno fa, è ora stato definito negli Stati Uniti un innovatore della musica del calibro di Miles Davis ed ha ricevuto il prestigioso award di Indie Shark. Nessun italiano può vantare ad oggi un simile traguardo, il suo ultimo album. È già un successo mondiale, un successo ancora più prestigioso perché maturato nell'ambito della musica di qualità e non a caso ad accompagnarlo ci sono mostri sacri come Randy Brecker e Alex Acugna. Io credo che la bellezza non abbia spazio e non abbia tempo e che la bellezza sia il motore della vita, il motore della nostra capacità, diciamo, empatica, perché poi alla fine dei conti tutto si gioca sull'empatia. L'empatia è la vera energia, l'empatia è la vera intelligenza e posso dire, insomma, ecco che noi napoletani in questo siamo maestri di empatia. In queste settimane è tornato in Italia per una serie di progetti e noi l'abbiamo incontrato per scambiare 4 chiacchiere con lui, che non manca mai di ricordare le proprie origini. Beh, dire che sono felice è poco perché ho avuto la fortuna e l'onore di avere Alex Acugna alle percussioni, avere Randy Brecker alla tromba, che sono dei miti viventi, e poi ho voluto che ci fossero vicino a me due musicisti napoletani. Siamo un trio napoletano, io, Claudio Romano alla batteria, Umberto Muselli che è un grandissimo sassofonista, e quindi di riportare nella mia città, da dove sono nato e da dove parte continuamente il mio viaggio, perché Napoli per me è un porto dove io ritorno sempre, e chi mi conosce sa che sono un gitano, sto sempre in giro, e avere questo privilegio di portare Napoli nel mondo e di essere portavoce, perché io adoro tutti gli artisti napoletani. Gli artisti napoletani per me sono come un cielo stellato, alzo gli occhi, li vedo, ovviamente porto nel cuore il grande Pino Daniele, porto nel cuore Gino Evangelista che abitava qua vicino, Rino Zurzulo, insomma il grandi Gio Amoruso, come si fa a dimenticarlo, e quindi sono felicissimo, ecco, di essere ambasciatore della musica che Napoli nei secoli ha sempre portato ed esportato, che poi dire musica è dire cultura, è dire sensibilità, è dire arte. Luis Siciliano starà in Italia ancora per un po' per dar vita e portare in giro con il percussionista Giovanni Imparato un progetto in duo di musica afro, ambient, elettronica, jazz, cubana e mediterranea che farà fare al pubblico in pratica il giro del mondo. Adesso sono in giro con Giovanni Imparato in duo, un altro grandissimo musicista, e quindi sempre questa come si dice, napolitanitudine, ecco, scusatemi, che ti scoppia nel cuore, che travolge, e questo è internazionale, riesce a valicare spazio e tempo, arriva ai cuori di tutti, ed è un privilegio enorme.